festival e moschee a Venezia, sti qua, diciamo che se può mettere casa sua, va buon, su quelle proprietà che ha, sti bei signorini di sinistra. Zeus, guarda qua, vai, tappio, bravo, abbiamo mortegare sti sordi, bravo, questa è la fine che merite, sbranai vivi, sorgi. Meritate di morire sbranati vivi, sorci. Si rivolge così nel video pubblicato sulla sua pagina Facebook un veneziano che aizza il suo Rottweiler contro il volantino elettorale di Margherita Fonte e Mattia Costantini, candidati del PD, che ora stanno valutando azione di tutela legale anche in sede penale. Immediata la condanna bipartisan, dal Comitato elettorale di Venturini l'invito a respingere ogni linguaggio d'odio e qualsiasi intimidazione politica, mentre Matteo Bellomo, coordinatore della campagna di Andrea Martella sindaco, parla di episodio gravissimo e intollerabile. Ma nelle stesse ore a far discutere è stato anche un altro video, sempre diffuso via social, questo ispirato ai film epici sui guerrieri spartani con riferimenti ad alleanze considerate pericolose. Signori cittadini, la situazione è grave, più del Covid, più del debito. 24 maggio e 25 maggio, l'urna diventa una pistola. Simone Venturini vi aspetta. Dategli un voto o dateci un funerale. Simone scende in campo con una spada d'oro, vede le moschee crescere come tumori nel nostro orto, Bangla nei nostri ospedali. Toni che hanno provocato nuove reazioni indignate, compresa quella di Matteo Secchi, candidato della lista Venezia è tua a sostegno di Andrea Martella, che chiede di abbassare il livello dello scontro politico. Il video che abbiamo visto su Instagram da parte di questi sconosciuti è molto grave e sicuramente Simone Venturini e i suoi collaboratori non ne sanno nulla, quindi non vorrei colpevolizzare loro, però vorrei che prendessero le distanze da questo video e da questi toni veramente molto brutti e gravi. Tensione che arriva dopo le polemiche dei giorni scorsi per le immagini di Kalashnikov e fucili pubblicate sulla pagina Facebook di un cittadino bengalese che invitava a votare PD.